cercando di imparare da lui e cercando di metterci un po' del nostro, andando a questo mondo con un occhio un po' più avveniristico. Giovanni, oggi guardate, siamo nel mondo della simpatia, del sorriso, una grande azienda, Sparacello e figli, carni, macelleria, ma veramente questa è un'esperienza. Abbiamo qua i tre figli Sparacello e il padre Al lavoro. che non abbandona. Infatti questa cosa, Ignazio, scusa, non è che tuo padre lavora Papà poi è uno siete- stacanovista, non vuole mai mollare. Sì? Sta sempre sul così? sempre sul pezzo. Sempre così? Non si rilassa? No, a parole dice che vorrebbe rilassarsi, ma poi in realtà è sempre lì sul Però pezzo. poco fa mi ha sempre in detto prima che linea. solo perché ci siete voi fa tutto, quindi Ci sta spingendo sempre di più. Allora, Lo fa per noi. tre fratelli, intanto è bello lavorare con i fratelli, no? Fratelli e sorelle tutto il tempo. Dici, quindi vi vedete Condividiamo ogni un progetto, giorno. esatto. Partiamo dalla più piccola, giusto? Lei è il front office, dell'amministrazione. il front office, cioè quando uno deve pagare o deve incassare, ha scelto il miglior ruolo, giusto? Molto importante lavorare in un'azienda di questa portata, perché a vederlo veramente fate numeri importanti, Sì, la sì, bellezza del prodotto, insomma. È molto importante, è un ambiente bello, siamo in continua crescita e ci auguriamo di crescere sempre di più, è un bel mondo, ci relazioniamo sempre con i clienti. È la responsabilità di portare avanti un'attività che ha creato il padre, Ma abbastanza pesante, però bella. ce la facciamo, giusto? Sì, sì. Chi è che ce la Ce la racconta? mettiamo tutta, ce la mettiamo Chi ce la tutta. racconta? Chi è che ce la racconta? Ignazio- Ti fa fare- Ve la racconto io. Sono un Ah. piccolo negozio di quartiere. Abbiamo sposato la filosofia del Made in Sicily e delle carni a chilometro zero. Passione che ci ha tramandato papà, che è qui da 35 anni e che da sempre diciamo, ha fondato il suo business sul valore della nostra terra e dei nostri prodotti. Noi abbiamo raccolto il testimone, o meglio stiamo raccogliendo il testimone, proseguendo la sua attività, cercando di imparare da lui e cercando di metterci un po' del nostro, guardando a questo mondo con un occhio un po' più avveniristico, quindi guardando un po' più verso il futuro e quelle che sono le innovazioni del nostro mestiere. Infatti sulle innovazioni una delle cose bellissime voi avete l'e-commerce, quindi uno Sì. può benissimo ordinare la carne Da casa da tranquillamente, casa e poi consegnare. online, sì, e noi consegniamo su tutta Palermo e non solo, in provincia e in tutta Italia. Quindi diciamo senza niente, e questo fa parte dell'innovazione. Esatto. E il tuo ruolo in azienda qual è? Io mi occupo della produzione e dell'approvvigionamento delle carni insieme a papà, insieme a mio fratello, insieme gestiamo appunto questo nostro negozio. Però ho visto che producete anche salumi. Produciamo anche salumi, infatti la nostra attività non è soltanto legata al mondo strettamente della carne, ma ultimamente ci siamo dedicati anche alla produzione di salumi artigianali, questi salamini che vedete qui, i guanciali. Stiamo affacciando al nuovo trend che sono le carni frollate. La vetrina ha un sistema di controllo della temperatura e del pH, che è un parametro fondamentale per controllare appunto che la carne stia frollando nel modo giusto. La frollatura è un sistema di maturazione della carne che gli consente di, appunto, un po' come succede per il vino, di maturare e di crescere in sapore e qualità. E c'è soprattutto in richiesta di morbidezza. perché Sì, c'è molta richiesta. Che stiamo frollando merce siciliana, quindi capi siciliani, estera o comunque che fa parte di un altro territorio. Noi abbiamo una bella terra con un buon clima, quindi perché non valorizzarla al meglio? E quindi questa attenzione ai produttori locali per te è importante. Sì, sì, ovviamente, certo. È quello che fanno un po' tutti. Io penso che tutti gli stati facciano questo, cercare di prendere il meglio e esportarlo. Noi invece abbiamo il meglio perché non dobbiamo dare il meglio già ai nostri cittadini piuttosto che a noi stessi e andare a valorizzare anche prodotti diversi di altre terre. E comunque questa filosofia della carne certificata, siciliana, eccetera, abbiamo notato che piace tanto all'utente, ce la cerca, è una Sì, garanzia. sì, perché comunque si sente cautelato, si sente più sicuro, conosce i territori perché comunque sono zone
molto vicine. E poi tra l'altro parlava tuo papà prima del fatto che lui ci tiene a mantenere questo rapporti trentennali con persone che conosce da una vita, lavora con loro, Sì, si sì, perché poi fida, si un crea rapporto un di rapporto amicizia. di amicizia, sì, infatti. E in qualche modo voi anche col vostro lavoro supportate questi piccoli allevatori, questi piccoli Sì, sì, agricoltori ovvio, che senza di normale. voi non avrebbero avuto. Sì, andrebbero comunque poi a sparire, come tanti anche mestieri di una volta che vanno pian piano perdendo valore. Tu quanti anni hai? Io 28, La mattina vieni qua a lavoro a che ora? alle 7. E finisci? Dipende dalle giornate. E quindi Non abbiamo c'è- detto tutti, cioè, quindi ovviamente c'è sempre tanto sacrificio Sì, sì, dietro quella questa è alla attività, base. però poi alla fine tante soddisfazioni anche perché lavorate per voi. Volevo andare a trovare anche il papà. Certo, vediamo che là dietro Certo. com'è. Vediamo, possiamo per Dottore. il mentore con gli attrezzi da lavoro ovviamente. non Posso prima una domanda che voglio fare da papà, com'è avere i figli che lavorano nella tua impresa? Da tanti punti di vista molto soddisfacente, bello. Da altri punti di vista Un pensiero superchio. un pensiero in più perché devo lavorare di più io Cioè, anche perché non era detto e non che- posso mollare. non era detto che dici tutti e tre i figli Esatto. e cioè, invece li vedo proprio Esatto. appassionati. Non posso mollare perché logicamente loro io già ho fatto 35 anni che sono qui dentro. E ci dicevi prima questo fatto che tu comunque hai questi rapporti consolidati con gli allevatori da anni, siete amici, cioè c'è anche da parte tua la cura non soltanto per il cliente ma anche per chi comunque con cui lavori da una vita, ci tenevi. Per il benessere degli animali, anche perché io nasco pure come un allevatore, per cui io prima guardo tanto il benessere degli animali, perché se un animale è cresciuto in un benessere cresce bene, la carne risulta anche bene. E spiegaci quell'attività, voi avete questa parte cruda, però Questa visto c'è- parte cruda più abbiamo questa parte cotta, una gastronomia cotta, una piccola gastronomia che abbiamo fatto. Che ci sono cose buonissime, veramente. Tra di cui le cose tradizionali dalla Certo con piselli alla caponata, i carciofi a tappo, le Il polpettine, il musso, l'insalata, le testine di capretto, Anche qua le c'è verdure la grigliate, verdura. il rollo di pollo, il roast beef. E voi consegnate in tutta la città. Noi consegniamo in tutta la città, abbiamo 3 ragazzi che consegnano a nome nostro, i carciofi alla villanella, come si suol dire, il rollo di pollo con patate classiche, con un piccolo allestimento di salumi e formaggi, che la maggior parte dei salumi sono fatti nostri, sia come portadella, E tutto te la cotto, e quando qualcosa manca, per esempio come la bresaola della Rigamonti, che fino a un mese fa avevamo quella nostra, solo che non ce la facciamo, essendo che è un locale piccolo, una cosa certe volte non E là si il fa. salumificio è là dentro. Questo è diciamo il Il centro di lavorazione. centro di lavorazione cotto. Salve. Salve, ciao a tutti. Ciao, Qua. salve. E questa è la cucina con due forni Rational che lavorano a bassa temperatura Per la- tutta la notte. per fare prosciutto e Forni mortadella. Rational che cucinano a bassa temperatura. Grigliano, bolliscono e anche durante la notte non lasciamo i forni accesi perché cucina lasciamo a bassa temperatura, le porchette, le mortadelle vengono fatte tutto a bassa temperatura. Consegniamo in delle box il mangiare cotto, sigillato. Ovviamente uno può Più o meno quante consegne fate giornalmente? Ma calcola un'ottantina, 90 al giorno. Sono 3 i ragazzi che consegnano, tutta la città Quindi si seri. consegna. Queste sono le box, si vengono sigillate qua. Abbiamo la sigillatrice che servono per sigillare il prodotto. Messo questi sacchetti, sono lasciato ragazzi queste box così, sono consegnate. Quante persone lavorano In totale. questa azienda in totale? Quando siamo a pieno 18 persone. In questo periodo di pieno. Pieno. Questo è pieno. D'otto Pasqua. Siamo un bel numero di persone, grazie a Dio siamo un bel numero di persone. Comunque complimenti. E poi grazie a Dio. è bello vedere il sorriso proprio Esatto. che avete tutti, dai figli No. a te e viceversa. I figli l'hanno preso da te. Oh, diciamo che abbiamo trasmesso questa, c'è anche la moglie pure che lavora qui dentro, a giramano ci diamo aiuto tutti.